Bentrovati. Un venditore, un rappresentante porta a porta riesce a vendere un sofisticato computer ad una persona molto anziana che vive sola e completamente a digiuno di informatica, convincendola che serve, comunque si usa facilmente. Secondo voi è un bravo venditore oppure è un cialtrone che ha intortato una persona che non aveva le capacità per ribattere le sue argomentazioni? Io la risposta ce l'ho, ma la tengo per me. Alcuni si chiederanno il perché di questa storiella. Ora arrivo al punto. Nell'ultimo ventennio la Lega Nord è stata per ben 11 anni al governo del paese, occupando ministeri chiavi per la sicurezza come quello della giustizia e quello dell'interno. Fino a novembre del 2011, non un secolo fa, 4 anni fa, il leghista Maroni era responsabile dell'ordine pubblico e quindi della nostra sicurezza e fu uno degli ideatori della famigerata Bossi-Fini, la legge che conteneva la più clamorosa sanatoria di immigrati clandestini. Circa 700.000 migranti furono regolarizzati con quella legge. Sempre Maroni, attuale governatore della Lombardia, finanziò poi dei campi rom, costruì il CARA di Mineo vicino Catania, il centro per richiedenti asilo più grande d'Europa, oggi popolato da circa 4.000 persone e costato cifre folli e che sarà l'argomento di una prossima isola. Poi Berlusconi nel 2003, sempre con l'avallo della Lega, siglò degli accordi cosiddetti Dublino 2 e Dublino 3 che regolamentano l'immigrazione e che ci penalizzano perché quei trattati prevedono che l'immigrazione che chiede asilo politico debba rimanere nel primo paese d'Europa in cui mette piede. E noi siamo la porta del sud dell'Europa. Quasi la metà dei richiedenti asilo ha diritto perché scappano da guerre e persecuzioni, per cui dobbiamo ospitarli, ma anche perché, nonostante tutto, l'Italia rimane un paese civile, mentre l'altra metà, a cui non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico, dovrebbe venire rimpatriata. Quest'anno, come scrive il Fatto Quotidiano, gli ordini di espulsione sono stati 18.000, di cui solo 8.500 eseguiti e quasi 10.000 rimasti lettera morta, perché nel frattempo questi immigrati sono diventati uccelli di bosco. Insomma, Salvini e la Lega Nord, che oggi usano facili slogan, felpe di ordinanza, ruspe e altre amenità simili, quando erano al governo non erano riusciti a contenere il fenomeno dell'immigrazione cui stiamo assistendo da anni. Anche perché, in tutta onestà, nessuno possiede la bacchetta magica per fermare l'ondata di proporzioni bibliche di questa umanità dolente in fuga da guerre e dalla fame. Nessun filo spinato e nessun mare possono fermare queste masse di disperati. E lo abbiamo visto in Macedonia, il governo di quello Stato ha dovuto cedere alla pressione di migliaia di donne, uomini, bambini che premevano sulle sue frontiere e che chiedevano di passare per raggiungere il nord Europa. Salvini poi ha assunto una posizione molto critica anche nei confronti del Papa e non solo sulla questione immigrazione. Quando Francesco disse chi cerca rifugio lontano dalla propria terra sia rispettato nella propria dignità, il segretario leghista rispose: quanti rifugiati ha il Vaticano? Bergoglio a Torino, incontrerà anche qualche sfrattato? E poi quando durante il viaggio in Sud America tra Ecuador, Bolivia e Paraguay Francesco ha ricevuto in dono dal presidente boliviano Evo Morales un crocifisso su falce e martello, opera di padre Espinal, un gesuita come padre Bergoglio, Salvini si è scandalizzato. Io sono rimasto incuriosito? Io non sono rimasto incuriosito, sono rimasto schifato. Poi Francesco, sul volo che lo riportava a Roma, spiegava: per me non è stata un'offesa. Ho lasciato la Madonna di Copacabana l'onorificenza La Ciuspa, un astuccio all'interno del quale in Bolivia si tengono le foglie di coca non raffinate per masticarle e per usarle per il tè che mi ha dato il Presidente. Ma il Cristo lo porto con me. Ma lì del Carroccio anche queste parole del Papa non sono piaciute. Adesso va tutto bene, però sorridere, rivendicare, me lo porto a casa, è un'offesa a chi in nome di del simbolo ci ha lasciato la vita, riferendosi ai tantissimi cristiani, uomini di chiesa, frati, suore, parroci. Insomma, questo Salvini vuole addirittura insegnare al Papa a fare il Papa. E chiudo quest'isola con la domanda iniziale sul venditore di computer, declinandola sul segretario della Lega Nord. Dunque, Salvini è un grande uomo politico che merita il successo elettorale che i sondaggi gli danno? Oppure è un cialtrone che per carpire qualche voto in più specula e gioca sulla incapacità del cittadino meno preparato a capire le dinamiche di questa immigrazione epocale cui stiamo assistendo? E qui chiedo, cari telespettatori di Tele Pordenone, datevi una risposta. Per quanto mi riguarda, io la risposta ce l'ho, ma la tengo per me. Ci vediamo giovedì prossimo.
E qui chiedo, cari telespettatori di Tele Pordenone, datevi una risposta. Per quanto mi riguarda, io la risposta ce l'ho, ma le tengo per me. Ci vediamo giovedì prossimo.